il nostro suonatore di Leonedda. Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Allora, finalmente, Sant'Efisio è passato, l'hai trovato Sant'Efisio? Passavo. Fu in ferie, e te è passato? Come passa? Perché non eri a Sant'Efisio? È andato in ferie, Sei andato in ferie. Quando? questa gira, è passato questa gira. Certo, il 1° maggio passa a Sant'Efisio, rientra il qua. Non rida lei signora, questa è la parente di Greg che c'è sempre. È passato. No, allora, siamo nel pro. Ma scusi, ma lei dov'era quando è passato il santo? Zero. Ma adesso il santo non deve. A Tonara. A Tonara. Cioè, veramente. Tutto l'anno che chiedi di Sant'Efisio arriva la Sant'Efisio e te ne vai a Tonara. Ma te a me sa spaccare un cedda. Cioè, sei andato a spaccare il Nucedda. Come dite voi spaccare il Nucedda? A spaccare un cedda. E te, Questo è il linguaggio di San Vito? Tu hai capito, Flavio, cosa vuol dire? Cos'è questo? Cos'è? Perdinci. Perdinci. Non è per cosa si dice? Perdinci. No, come nel tuo linguaggio. Che vuol dire? Aspetta, perché non è sempre una scemenza, ma è... Un nodo con la fune nuova. Un nodo con la fune nuova. A San Vito dicono così. Ce la manda la pubblicità? E dopo dove fa mandare? Lì, guardi lì in camera e dice fra poco in diretta. Aspetta, ma qua che siamo vicini, poi torna almeno 4 tontesa. A fra poco! È così, oggi è così. Fuori nella meta. Ecco qua, è rientrato. Allora. Sono venuti battenti. Dove stai andando? Sto andando accanto al suo cucchio, mantiene che c'è sto rotto sto boy. Calicocchio. Le Sant'Efisio. Sai che già è passato, te l'ho detto È prima. già passato. È andato e tornato. Sai che ci va a terrare.